A piedi qualcuno ieri si è gelato il sangue nelle vene nel paese natale del Beato Luciani. Poco più di 3 anni fa l''ndrangheta aveva progettato un attentato contro una persona molto vicina a Marcello Bruzzese, freddato nel centro storico di Pesaro il giorno di Natale del 2018. Non se ne fece più niente perché quell'agguato nella città marchigiana aveva soddisfatto la sete di vendetta dei mandanti. La rivelazione scioccante è emersa durante la deposizione del pentito Formosa, collegato da un sito protetto con la Corte d'Assise di Pesaro. Abbiamo fatto una bella figura a Pesaro, la frase attribuita dall'uomo a uno dei 2 killer di Marcello Bruzzese. Il pentito ha poi aggiunto di avere partecipato anche alla pianificazione di un altro attentato a Canale d'Agordo che avrebbe avuto come obiettivo il fratello di Bruzzese, Girolamo Biagio. Il bersaglio in realtà era un'altra persona, rifugiata o nascosta nel paese di Papa Luciani. Sta di fatto che quel soggetto venne graziato dai sicari spietati perché già paghi della vendetta consumata nel centro storico di Pesaro. Il fatto che qualcosa di clamoroso potesse accadere a Canale nell'estate del 2021 trova riscontro nel ritrovamento fra i mesi di agosto e settembre del 2020 di 2 bombe a mano e di 2 pistole pronte all'uso che con molta probabilità chi stava pianificando l'attentato aveva nascosto nei boschi attorno al paese. Il sequestro venne operato da carabinieri e Fiamme Gialle. La data del ritrovamento delle armi coincide con i tempi della vendetta studiata dal clan dei Crea nei mesi successivi alla sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Appello per un tentato omicidio accertato in terra calabrese.